La più cordiale buonasera, ben ritrovati. Con il TG di Prealpina apriamo oggi con la sanità, con l'annoso problema delle liste d'attesa, come risolverlo. Sergio Segato, presidente dell'Associazione Nazionale Gastroenterologi, parla chiaramente di richieste eccessive. Scopriamone di più in questa intervista realizzata da Barbara Zanetti. Dottor Sergio Segato, presidente dell'Associazione Nazionale Gastroenterologi, come si può affrontare il problema delle liste d'attesa in sanità? Nessuno ha la parola magica e la ricetta magica per risolvere un problema complesso. Certamente a fronte di un incremento esponenziale delle richieste di prestazioni ambulatoriali, 670 milioni circa nel 2019, quasi 1 miliardo nel 2023, l'idea che si possa semplicemente produrre di più non ha nessuna possibilità di dare un risultato. Dobbiamo assolutamente controllare le richieste per fare in modo che chi abbia una richiesta di una prestazione ce l'abbia in maniera appropriata, altrimenti non ci sarà mai proporzione tra prescrizione ed erogazione di esami. Grazie. Siamo alla cronaca, spaccio di droga nei boschi vicino a Busto Arsizio, operazione della polizia che dopo un pedinamento dal Varesotto fino al Lodigiano ha arrestato uno spacciatore marocchino di 22 anni. Gli agenti hanno scoperto e sequestrato 21 kg di cocaina, 4 kg di hashish e 100.000 euro in contanti. Il giovane ora è in carcere a Lodi. Ancora cronaca, fiamme in una pizzeria da sport a Uboldo, l'incendio divampato oggi pomeriggio, il locale era chiuso, a lanciare l'allarme il proprietario che vive al piano di sopra. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco, fortunatamente non si registrano feriti né intossicati. Cambiamo argomento, il rapporto tra salute e lavoro è stato al centro di Economics Workshop, l'incontro organizzato da Prealpina a Busto Arsizio. L'avvocato Giorgio Albè ha parlato delle leggi che tutelano la salute in azienda. L'intervista è stata realizzata da Francesco Inguscio con immagini Blitz. Con l'avvocato Giorgio Albè dello studio Albè Associati stasera si parla di lavoro, di welfare. Dal punto di vista normativo si va verso maggiori o minori tutele per il dipendente che ha dei problemi di salute? Questo dipende se l'aggravamento normativo, cioè se una produzione normativa come quella che ormai assistiamo anche negli ultimi anni, forse diventando troppo minuziosa, certamente crea dei vincoli per il datore di lavoro, non sempre crea una situazione di maggior tutela per il dipendente. Noi siamo partiti da una disposizione generale del Codice Civile che risale al 1942 e poi siamo arrivati al decreto legislativo 81 che sono 300 e passa articoli. È sempre una questione che, almeno io penso che una maggiore razionalizzazione e una questione di valutazione da parte del datore di lavoro dell'importanza della tutela della salute diventi migliore per arrivare a un risultato positivo anche per il dipendente, senza creare troppi vincoli, troppe indicazioni, talora anche abbastanza difficili da gestire. È stato inaugurato a Varese il Faro, struttura che accoglie i bimbi malati, le loro famiglie e i medici. Il progetto è della Fondazione Giacomo Ascoli. Ascoltiamo ora gli interventi del presidente della Fondazione, Marco Ascoli, e del governatore della Lombardia, Attilio Fontana. Oggi siamo alla fine di un percorso che ha visto la costruzione e la realizzazione di questa magnifica palazzina, ma siamo anche all'inizio di un nuovo tragitto della Fondazione Giacomo Ascoli che dovrebbe destinarsi a introdurre Varese in un circuito per le cure oncoematologiche a livello regionale. Quindi non è solo la palazzina, non è solo, come dire, una finalità civica, solidaristica, sanitaria, ma è anche principalmente compito della Fondazione portare a Varese le cure
a livello di eccellenza per i nostri bambini. Innanzitutto ha risanato anche da un punto di vista visivo l'ingresso in città, perché era veramente imbarazzante uscire dall'autostrada e vedere questo immobile abbandonato. Credo che sia da ricordare la prima parte del suo intervento, e cioè che con questa ulteriore iniziativa si è messa a disposizione di tanti parenti, di tanti malati di oncologia e soprattutto di leucemia la possibilità di avere un luogo dove risiedere. Seggi aperti domani e lunedì, e se a Saronno si vota per le amministrative con il ballottaggio in corsa Rienzo Azzi e Ilaria Pagani, in tutta Italia si vota per il referendum con 5 quesiti su lavoro e cittadinanza. Giulia Milani. Domani e lunedì si vota, gli elettori sono chiamati a pronunciarsi su 5 referendum abrogativi. Barrare sì significa cancellare le norme oggetto dei quesiti. 4 sono sul tema del lavoro e riguardano licenziamenti nelle grandi e nelle piccole aziende, contratti a termine e appalti, mentre il quinto è sui requisiti per richiedere la cittadinanza italiana. Possono votare tutti i maggiorenni iscritti alle liste elettorali. A Varese 59.823 cittadini, 83 le sezioni ordinarie. Oggi si è tenuto l'incontro con i presidenti in salone estense per chiarire alcuni aspetti tecnici. Poi l'autenticazione delle schede. Le operazioni di voto si apriranno domani mattina alle 7 per continuare fino alle 23. Lunedì mattina ci sarà un'altra occasione per votare dalle 7 alle 15. Poi inizierà lo scrutinio. I risultati del referendum saranno validi se si raggiungerà il quorum, ovvero se avrà votato il 50% più 1 degli aventi diritto. È scattata oggi e proseguirà domani all'ippodromo la quinta edizione di Varese ti mette in moto. Tra le iniziative dell'evento anche dimostrazioni di guida sicura. Giuseppe Macchi ha intervistato Marco Belli, ex istruttore di Valentino Rossi, ex campione del mondo di flat track e oggi istruttore di guida sicura. Quali segreti del successo per andare oltre i livelli che vengono impartiti di sicurezza dalle autoscuole? Si fa un lavoro di fino, perché ognuno di noi ha una propria fisicità e delle proprie dinamiche. Mentre diciamo da una scuola guida si esce con un attestato e un'abilitazione alla guida, noi cerchiamo di sviluppare le abilità del singolo pilota. Ci sono anche multidiscipline proprio appunto per esaltare anche le qualità del singolo appassionato, del singolo pilota. Cerchiamo di creare una maggiore cultura e consapevolezza nell'utilizzo della motocicletta. Ecco, alla conferenza stampa di presentazione alla Camera di Commercio Varese ha sottolineato come oggi i giovani, troppo figli, diciamo così, del divano e dei tablet, dei personal computer, non sono abituati all'equilibrio, a scavarsela di impiccio da situazioni di scivolosità dell'asfalto. Purtroppo è vero, purtroppo oggi la materia prima sulla quale dobbiamo lavorare è molto differente rispetto al passato. L'importante è appunto, come cerchiamo di fare, di attirarli già da bambini, quindi regalargli anche semplicemente l'emozione di una vibrazione, anche magari una piccola caduta sul prato in un ambiente molto protetto. Cerchiamo appunto di creare queste prime sensazioni piacevoli, quindi dopamina dall'utilizzo delle moto piuttosto che dall'utilizzo di un tablet o di uno smartphone. Saronno è partita questa mattina alla 24 per un'ora, manifestazione podistica giunta alla 40ª edizione che unisce sport e socialità. Si concluderà domani alle 10, ci racconta tutto Roberto Banfi, le immagini sono di Domenico Ghiotto. Quasi 1200 i partecipanti alla staffetta di podismo 24 per un'ora che si tiene fra oggi e domani allo stadio Colombo Gianetti di Saronno. In corsa ci sono 48 squadre di associazioni sportive, ma anche semplici gruppi di amici, con i partecipanti che si danno il cambio sulla pista di atletica ogni 60 minuti giorno e notte, ed arrivo previsto domenica alle 10. È un appuntamento tradizionale di Saronno, si è arrivati alla 40ª edizione, ed oltre alla gara, che richiama sempre tanto pubblico, ci sono anche molti eventi collaterali con musica, intrattenimento e servizio bar e panini sempre in funzione. Mentre sul campo 2 dello stadio, come sempre, ha trovato posto il grande villaggio delle squadre con stand e tende. Ed eccoci alle anticipazioni riguardo a ciò che troverete sulla Prealpina domani in edicola e disponibile sui dispositivi digitali. Ci racconta tutto Giulia Milani. Grazie Luca.
Sulla Prealpina di domani, primo piano dedicato ai celiaci, che nel Varesotto sono più di 7.000. Il presidente dell'Associazione Italiana Celiachia Lombardia, Isidoro Piarulli, espone tutti i dati, mentre il consigliere regionale Emanuele Monti spiega come si è arrivati all'approvazione, lo scorso 16 maggio, della prima legge regionale dedicata in Italia. Da Tradate arriva la storia di una tragedia sfiorata. Un incidente notturno causato dal mancato funzionamento delle sbarre solleva i problemi del passaggio a livello tra Corso Bernacchi e via Marconi. E poi un cittadino di Gallarate denuncia il degrado sotto al viadotto della Mornera, rifugio di clochard e tossicodipendenti. A Busto Arsizio invece la raccolta firme per cambiare la viabilità su Viale Boccaccio ha superato le 1.000 adesioni. L'impianto di semafori per evitare le code dovrebbe entrare in funzione a breve. Infine, come ogni domenica, spazio alle 2 consuete rubriche, quella del terzo settore con un approfondimento sui premi ricevuti dagli studenti varesini e quella della salute con un'apertura sull'obesità infantile. Grazie Giulia, il TG di Prealpina si ferma qui, torna domani alle 19. Buona serata.